Da quando sono piccola mi hanno abituata, mi hanno portata qua e col tempo mi sono appassionata. Ho iniziato a leggere la storia del Vajont, a guardare dei film, dei documentari. È come se sentissi questo pezzo di storia che mi tocca anche se sono di Vicenza. Dal Veneto al Friuli, dall'Emilia-Romagna alla Toscana, frammenti di storia del Vajont vissuti in prima persona o studiati per passione. Una giovane donna osserva le teche che custodiscono gli oggetti riemersi dal fango. Gli orologi segnano inesorabilmente le 22:39. È stata una cosa terribile qua da noi. Qua, qua a Longarone noi eravamo più a valle. Il 9 ottobre a Longarone, Ertocasso e Vajont, da 59 anni è il giorno del silenzio e delle riflessioni. Ci aspettano ancora disastri umani continui se non dimostriamo di essere in grado di cambiare rotta. Ognuno di noi, nel proprio piccolo, può iniziare a muovere qualche passo verso un'altra direzione. Ad accorgersi di quanto era accaduto, i poliziotti della stradale di Belluno in servizio quella drammatica notte furono loro a dare l'allarme via radio e alla Polizia di Stato nel 50° Longarone conferì la cittadinanza onoraria. Il Vajont è stato un momento particolarmente significativo, difficile, doloroso, che ha visto una nostra partecipazione in termini di soccorso molto importante, e questo è un momento di riflessione e di comunione sostanzialmente con il territorio. Dall'altare della chiesa eretta nel cimitero monumentale a Fortogna l'esortazione a coltivare la memoria che serve ad essere persone migliori, i pensieri del ministro D'Incà rivolti al giudice Mario Fabbri e alla giornalista Tina Merlin. Una persona responsabile che ha agito seguendo il mero senso della giustizia, capace di rovesciare le tesi secondo cui il disastro sarebbe stato provocato da cause naturali. Gli stessi che Tina Merlin, scrupolosa giornalista del mio comune Tricchiana, oggi Borgo Valbelluna, ha saputo adottare denunciando per prima e con coraggio la fragilità del territorio, facendosi portavoce dei cittadini che si opponevano alle logiche speculazioni economiche. Una storia, quella del Vajont, che si concluse in 4 minuti di apocalisse, che ha lasciato sospesi molti interrogativi attorno ai quali saranno incardinati gli eventi per il 60° della immane tragedia che mai dovrà essere condannata all'oblio.